Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura non ce l'ha fatta il bimbo di 10 anni precipitato ieri dal balcone della sua abitazione in via Pantelleria a Trapani. Dopo ore di agonia il piccolo è deceduto in ospedale. La polizia indaga per chiarire la dinamica della tragedia. Incidente mortale sulla strada provinciale 67 tra Licata e Mollarella. Ad avere la peggio un giovane motociclista di 28 anni originario di Gela. Fatale per lui lo scontro con un'autobotte. Rivoluzione nella sanità siciliana, l'ASP di Messina ha avviato il primo servizio in Italia di trasporto di sangue e farmaci con i droni. Il collegamento inaugurale è tra l'ospedale di Patti e quello di Lipari per garantire consegne rapide anche nelle zone più difficili da raggiungere. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati lancia l'ex Intel, progetto di intelligenza artificiale forense realizzato con il Tribunale di Catania e il CINI. L'obiettivo è ottimizzare il lavoro dei legali attraverso strumenti digitali innovativi per ricerca giuridica e redazione degli atti. E in chiusura il meteo, continua il caldo anomalo e fuori stagione in Sicilia, per domani previste punte di 33 gradi. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30. Buona serata.